duetto e vediamo. Io gli avrei chiesto su ballo del Tirighello Pinto, ma non se la ricorda Peppino, da chiamare il suonatore di qua amico mio, però magari riesce a far ballare lo stesso Ploaghe e dintorni, vediamo, perché quello è una specie di jukebox del ballo sardo, li sa tutti, anche lo Scottis sa proprio tutto. E allora vediamo un pochino, anzi Alessandro dopo gli facciamo anche un accenno a dimostrazione che diciamo solo la verità. Pepì, ti do 3 minuti, se non mi fai ballare almeno 50 persone, stasera niente stipendio, va bene? E la pupa Matilde non mangia, poverina, non mangia stasera, quindi fammeli ballare.
Fate un applauso a Peppino e Roberto.